Ciao Ljudi, dober dan, dobrodošli. Oggi vi regalo una lezione tratta dal mio corso Serbo per Italiani 1, ovvero una parte della lezione, perché presenterò solo l'argomento, non ci allunghiamo molto. Di che cosa si tratta? Si tratta di un argomento che mi avete chiesto diverse volte, ovvero della differenza tra U e NA e poi quando usarli. Qui, adesso non parliamo molto, di come quando usare U, quando NA, per questo c'è una lezione, dedicata solo a questo argomento all'interno del corso, ma facciamo un breve ripasso. U oppure NA dipende sempre dal sostantivo, quindi la scelta tra U oppure NA non del caso, ma solo della preposizione, dipende dal sostantivo. Siccome il sostantivo abbiamo gradovi, nome di una città, zemlje i regie, paesi o regioni, continenti, uno spazio chiuso e delimitato, tridimensionale, dove può essere inteso anche kupovina, šetnja, inostranstvo, park, šuma, quindi spesa, ići u kupovinu, ići u šetnju, živeti u inostranstvu, biti u parku, ići u šumu. Quindi vedete che uso diversi casi, ma la preposizione è sempre u, perché davanti a questi sostantivi sempre u. Mentre na si usa davanti ai sostantivi che indicano ostrva, poluostrva, planine, isole, penisole, montagne, događaji, eventi, aktivnosti, attività, kao na primer koncert, izložba, ekskurzija i tako dalje, putovanje. Visoke institucije, istituzioni di alto livello, grado, fakultet, univerzitet, akademija, sud, tribunale, otvoren i neograničen prostor, površine, spazi aperti, illimitati, superfici, strane sveta, sever, jug, istok, zapad, nord, sud, est, ovest, quindi tutto con na. Vediamo gli esempi. Come vedete, negli esempi abbiamo rispettato queste regole. Danas idemo u Rim, a prekosutra idemo na Siciliju. U e na, perché Rim è città, Sicilia ostrvo, ma vedete che il caso è lo stesso, Rim accusativo, Siciliju accusativo. Quindi la scelta della preposizione non dipende dal caso, dipende dal sostantivo. Oni žive u Italiji, u Emiliji Romanji, njihovi roditelji žive na Alpima. Qui abbiamo tutti i locativi, però u Italiji zemlja, u Emiliji Romanji regija, na Alpima planina. Studiramo na Američkom univerzitetu. Na univerzitetu, univerzitet, visoka institucija, studiramo u Americi, u zemlja ili kontinent. Moj sin ide u školu, a moja ćerka ide na fakultet. Škola non è un'istituzione alta, quindi u, mentre na fakultet na. Volimo da sedimo u parku. Park u. Ne volimo da sedimo na trgu. Trg, superficie, piazza, na. Naši gosti ručaju u restoranu, na terassi. U restoranu, spazio chiuso, na terassi, spazio aperto, superficie, quindi na. Quindi vedete, il locativo o l'uso del locativo o dell'accusativo è determinato da un'altra cosa. Qui dobbiamo capire che la scelta della preposizione dipende sempre da ciò che indica il sostantivo, mentre la scelta del caso, poi, quindi io una volta che vedo che sostantivo ho, scelgo se devo usare u oppure na. Poi questo sostantivo lo devo mettere in un certo caso e questo dipende dal verbo.
Con i verbi di moto, useremo accusativo. Ići, dolaziti, polaziti, žuriti, putovati, kasniti, ulaziti, izlaziti. Quindi tutti i verbi di moto potete facilmente trovare i significati, quindi andare, arrivare, partire, affrettarsi, viaggiare, arrivare in ritardo, tardare, entrare, uscire, sono tutti verbi di moto. Vediamo adesso a destra locative, glagoli stagna, i verbi che indicano uno stato oppure il luogo di una azione. Spavati, sedeti, stojati, odmarati, sececati, sono tutti verbi statici. E perché abbiamo questo mestoragne, il luogo di un'azione? Perché, per esempio, vedete in mezzo i verbi trčati oppure letteti, correre, volare. Questi effettivamente sono i verbi, non sono verbi statici, trčati, però possono essere svolti in un luogo. Quindi accusativo, glagoli cretagna, verbi di moto, rispondiamo sempre alla domanda kuda. Gde si dice anche, ma è più corretto kuda, verso dove. Quindi quando uso un verbo di moto, se dico io vado a Roma, io ancora non sono a Roma, quindi quella è la mia destinazione. Per le destinazioni, per tutte le mete ancora da raggiungere, anche se sono sulla strada ma non sono lì collocata, devo usare accusativo. Mentre per lo stato in luogo, se già ci sono, devo usare locativo. Oppure per indicare il luogo dove si svolge un'azione, anche con un verbo attivo di moto, ma sono sempre collocata in un posto. Non indico con il posto la destinazione, ma lo stato dove si svolge, luogo dove si svolge l'azione. Uhm, quindi qui adesso vediamo bene la differenza prima solo con i verbi di moto, accusativo, e sono tutti accusativi. La scelta ovviamente tra u oppure na dipende dal sostantivo. Idem u krevet, ti dolaziš na čas, on polazi u vrtić, asilo nido, ona žuri na sastanak, mi putujemo na Alpe, vi kasnite na pregled, una visita medica, oni ulaze u restoran, one izlaze na trg. Con i verbi statici, glagoli stanja, usiamo il locativo. Ja spavam u krevetu, ti sediš na stolici, ona stoji u redu, in coda. Ona se odmara na plaži, mi čekamo u čekaonici, sala d'attesa. Come anche qui vedete, sono tutti locativi, ma u oppure na non dipende dal locativo, dipende dal sostantivo in sé. E come ho detto, alcuni verbi, anche attivi, possono esprimere sia moto a luogo, per esempio, oni trče u školu, corrono verso scuola. On trči na posao, corre al lavoro. Ona leti u Srbiju, vola in Serbia, verso la Serbia. Qui userò sempre accusativo, mentre se io svolgo questa attività in un luogo, quindi quel luogo non è la mia meta, ma è semplicemente la cornice dove si svolge l'azione, userò il locativo. Ona trči u parku, vuol dire che lei corre all'interno, nel parco, lei è già lì. On trči na traci, lui corre sul tapirulan. Ptice lete na nebu, gli uccelli volano in cielo, sono già lì, non devono, arrivare fino al cielo. Ecco, spero che questa differenza sia adesso stata chiarita, quando uso u, quando uso na e che cosa mi indica per usare u oppure na, che cosa invece mi indica quando usare accusativo e quando locativo. Dobbiamo avere queste cose ben distinte nella testa. Quindi prima guardo il verbo. Il verbo mi dice in che caso devo mettere il sostantivo. Allora, quando l'ho fatto,
Uso u oppure na in base alla natura del sostantivo, oppure vedo prima la natura del sostantivo, scelgo prima la preposizione e poi dal verbo dipenderà l'uso del caso, accusativo o illocativo. E come vedete le opzioni non sono solo verbi di moto, verbi statici, ma bisogna anche essere prudenti. Io vi invito a scaricare la mia guida gratuita e iscrivervi alla newsletter e se volete approfondire questa lezione e tante altre, potete anche iscrivervi al corso online Serbo per Italiani 1. Avete visto un po' una di tantissime presentazioni, trovate sempre il link nella descrizione di questo video. Per qualsiasi domanda usate i commenti o scrivetemi, mettete mi piace e iscrivetevi al canale e attivate le notifiche con la campanellina. Vi saluto, vidimo se uskoro. Ciao ciao!